Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano, siamo sul Flash Event 2020 e oggi tappone bellissimo di un'oretta circa, 484 nm da Atene a Napoli, quindi torniamo in Italia per due tappe, adesso Napoli, la prossima a Milano e sarà uno scenario spettacolare ragazzi, perché anche su Flight Simulator X lo scenario era qualcosa di spettacolare, quindi non oso immaginare su FS 2020. Vabbè dai, basta chiacchiere, adesso vai di drone sopra Atene e poi si parte con Atene-Napoli. Vai! Siamo qua all'aeroporto di Atene, stiamo caricando passeggeri, il catering e i bagagli. Ho messo Ryanair perché a Napoli ce ne sono comunque, anche se teoricamente c'è il 737, però è una livrea molto bella che mi piace, proviamola, vaffanculo, insomma, cioè, l'importante è vedere un po' tutte le livree come sono fatte, così poi questa la vedremo nel 737 quando uscirà, perché ancora non c'è, ricordiamolo. Ok, qua stiamo caricando il tutto. Tempo sempre bellissimo. Io comincio ad avere un po' paura, non capisco, cioè veramente sto trovando, non trovo più gli uragani cumendiani, è pazzesco. C'è qualcosa che non ha senso per il cume, eh. Vediamo un attimo. Che sbocciami, 34 di massima, 25 di minima, il sole è pieno, e niente, peccato, vorrei vedere qualche tornado, ma non lo becchiamo, devo andare negli Stati Uniti per quello, c'è poco da fare. Ok, qua stiamo completando il tutto, molto bene. Adesso tra poco facciamo anche le operazioni di pushback. Tanto qua facciamo una richiesta. Ground Ryanair 6506 with Charlie ready to taxi IFR. Ryanair 6506 roller, attendere India Cressy Della runway tree right using taxiway Grazie, caro. Charlie Delta 5 Delta Delta 2. Contader Latore solo 136.275 Opera Pronti. Ok. Taxiing hold short runway tree right via taxiway Charlie 2 Charlie Delta 5 Delta Delta 2. Ok, il catering è andato, anche i bagagli, perfetto. Perfetto, perfetto.
Chiediamo la disconnessione. Ryanair 6506, could you please disconnect the jetway from the aircraft? Ottimo. Se richiediamo il pushback che sarà a sinistra. Ok. Ground Ryanair 6506 requesting pushback. Ryanair 6506. Grazie caro, sempre gentile. Vai. Guardatelo con che classe. Non capisco perché col traffico reale non vedi comunque gli altri velivoli partire, atterrare. Questa cosa con quello della CPU non capisco, cioè ho qualche bug io o boh. Intanto guardate con che classe mi sta portando nella posizione perfetta. Ok. O devo veramente mettere il 100%. Sterzata a sinistra. Ground Ryanair 6506 requesting pushback to steer the aircraft to the left. Ryanair 6506, your request has been transmitted to the operator. Operator. Come parla bene però il nostro operator. Ok. Buono, interruzione, perfetto. Ground Ryanair 6506 requesting the end of pushback. Ok. Vai di rollaggio. Pronto a mettere traffico al 100%, ma cambia assolutamente niente. Cioè cambia tutto, veramente. Traffico a manetta. Il traffico reale è la stessa cosa, cambia niente. Ho provato tutti i primi voli li ho fatti col traffico reale, ma sempre fermi sono. Cioè, i colori di questo scenario sono qualcosa di meraviglioso, secondo me. Il più bello in assoluto fino adesso. Vediamo Napoli, che penso sia veramente tanto bello. Naples. Ok. Ma dove cazzo mi ha portato? Tower Ryanair 6506. Sì, mi ha fatto fare veramente un giro. Mi sarò anche autorizzato, ma mi hai fatto fare un giro, che cacchio. Cleared for takeoff runway 3 right Ryanair 6506. Ok, spoiler. Ci sono. Ok, qua mettiamo take off. Boh. E direi che possiamo andare. Lasciamo Atene, destinazione di nuovo Italia, Napoli.
Buon decollo. Buon. Allora adesso. Ryanair 6506 contact Athens Center on 135 Buono. 275. Dai che voglio vedermi il paesaggio. Muoviti, muoviti. Going to Ah, 135 pippone. 875 Ryanair 6506. Athens Center Ryanair 6506 is at 1009. Eccoci qua. Climbing 10,000 feet. Lasciamo l'aeroporto di Atene. Abbiamo preso giornate veramente incredibili. Spero di vedere anche qualcos'altro perché finora solo sole pieno. It's incredible, per carità. Siamo nella bella stagione, però noi vogliamo l'arroganza degli uragani cumendiani, che ce ne siamo beccati non so quanti su Flight Simulator X, anche nell'ultima tappa. Tanto facciamo un po' di screenshot che mi sembra giusto. One. Anche questo mi piace. Ok. Tutto molto regolare. Oh, non c'è una nuvola. Ma forse in lontananza c'è qualcosa. Siamo riusciti a vedere anche il, come si dice, tutto il complesso delle Olimpiadi. Ok. Siamo all'altitudine. Buono, ci darà sicuramente la seconda altitudine da prendere. Vediamo un po'. Intanto apriamo un attimo la mappa. Ok. Tappa di un'oretta, ci spariamo tutta la Grecia per poi andare con fierezza e classe verso la meravigliosa Napoli. 200. Climb and maintain flight level 200 Ryanair 6506. Ok. Vai, mi sembra il minimo ammirare ancora. Ecco qua, se lo possiamo vedere ancora, diciamo, questa è tutta la parte delle Olimpiadi, con la piscina, i vari stadi per sì, nuoto sincronizzato, piscina normale, vabbè, qua chiaramente, che non me lo ricordo, Spiri, qualcosa, insomma il nome comunque dello stadio delle Olimpiadi. Molto bello, anche se alla Grecia sono costate tantissimo le Olimpiadi. 2004 glorioso, vittoria dell'Europeo e Olimpiadi, però questo ha portato il karma, come si dice, ha distrutto una nazione praticamente a livello economico. La Grecia si è trovata in grosse difficoltà, anche adesso non sta benissimo, però veramente male. Non proprio, cioè, le Olimpiadi devono portare col turismo, con tutto quello che sta attorno a un bel ritorno economico, invece ha portato l'esatto contrario e ripeto, ha messo in ginocchio un'intera nazione. Certo che qua c'è screenshot a manetta, perché anche con un Airbus possiamo vedere tutte quante lo scenario, diciamo. Guardate il porto, meraviglioso. Nulla da dire veramente. A mio parere, dopo aspetto anche un vostro commentino, lo scenario più bello fino a questo momento del giro del mondo, ma ce ne saranno tanti, tanti e tanti. Quindi sarà uno dei tanti alla fine, ma comunque bellissimo. Vai.
Dopo un'altra panoramica mozzafiato, saliamo a quota 300. Attenzione, un 300 molto importante. Maintain flight level 300 Ryanair 6506. Siamo vicini alla quota crociera, non capisco perché qua devo sempre rifare sta cosa. Boh. Siamo in quota crociera 380. Eccomi ragazzi, neanche il tempo di sparare la cagata comendiana, cioè che c'è un problema con il meteo, e subito, andando verso l'Italia, cominciano le nuvole, quindi era proprio, diciamo, una situazione bellissima in Turchia e Grecia, e l'Egeo, insomma, sull'Egeo tutto bello, torniamo nel Mediterraneo, andiamo verso l'Italia e cominciano i nuvolotti. Però insomma si fa guardare anche qua, tutto regolare. Noi dobbiamo vedere i paesaggi e capire lo scenario più bello del giro. Dobbiamo votarlo, ragazzi. Il problema è che in questo momento vince Grecia, assolutamente, proprio senza nessun dubbio. Almeno questo è il mio parere. Allora. Ok. Diciamo che manca ancora un bel po'. Però dai. No, sono stracontento che del meteo, insomma, almeno vedo nuvole e cose, perché si è buggato tutto, che no, cazzo. Cioè, è solo il traffico, diciamo, che in ogni caso non si sblocca, né appunto, né col traffico reale, né con la CPU. Se voi avete trovato un altro modo, scrivetemelo sotto il video, perché voi siete fondamentali per il giro, per capire dove possiamo migliorarlo e dove ci sono dei problemini magari tecnici. Guarda qua, guarda questi punti come sono fatti, ragazzi. Cioè, è difficile anche commentare. E anche questo punto veramente meraviglioso. Ok, non c'è ghiaccio, non ce n'è per fortuna. Qua abbiamo tutto. Ok. Buono. E ce le siamo beccate, eccole qua, bei nuvolotti, niente, ormai siamo arrivati in Italia, ormai siamo vicinissimi, siamo già probabilmente nello spazio aereo italiano, e bene, molto good. Andiamo in Puglia, in realtà ci passiamo solo leggermente vicino. Diciamo che dopo Sirgi inizia il bello. Speriamo, adesso vediamo 1 ora e 3 minuti, vediamo se per quei 3 minuti non mi dà il sentiero di discesa. Sono proprio curioso, cioè, perché veramente il vaneggio della TC è qualcosa che va al di là. Nuvole ce ne sono, diciamo che la nostra voglia di nuvole è stata ampiamente soddisfatta. 1 ora e 3 minuti. Comincio io la discesa, ragazzi, perché sennò, cioè, qua rischiamo di rimanere fottuti. E vabbè, quindi se vi capita, ragazzi, fate voi la discesa. Ho notato che quando fai un volo sopra l'ora, la TC è buggata. I due grandi problemi che devono risolvere. Ecco, adesso ti rompo i coglioni 30 anni. Capite perché devo tagliare? Perché sentire ogni volta sta frase sta il cazzo sul cazzo. No, dicevo, se queste sono le cose da sistemare, secondo me le principali. Perché l'autopilota, quella roba là, hanno detto che li sistemeranno con la patch. Poi serve di domani. Quello che serve però, ragazzi, caro Microsoft, Asobo, quel che è, per piacere, traffico, che voglio vedere qualche aereo rullare, fare qualcosa, e l'ATC. Grazie. Cioè, con queste due cose siamo già a livelli importanti, contando che da quello che hanno scritto il pilota automatico sarà sistemato con la patch di domani, ma volevo vedere di oggi, insomma. Dai, comunque nuvoloso ma non brutto tempo, dai, ci sta.
Ci sta, ci sta. Ryanair 656. Basta. Expedite you. Siamo tornati in Italia. Ora è ufficiale. La cosa è super ufficiale. E si fa rispettare anche, eh? Please expedite your climb to Flight Sì, lo so, amore, lo so. Nonostante una Grecia, a mio parere, devastante, perché fatta da Dio, arriviamo in Italia e ciao. E siamo 2 tappe in Italia, ragazzi. Napoli, che arriviamo a Napoli, qua da Atene appunto, e poi la Napoli-Milano, e poi cioè, sarà, diciamo, un bel po' di non Italia nel giro del mondo, perché andremo a chiudere in Italia nelle tappe della quarta parte, dell'ultima parte, quella insomma in Europa, dove magari ci sarà, per fare un esempio, ci può essere Bergamo, Firenze, anche se l'abbiamo già fatta, però vabbè, li faremo ovviamente, magari una Olbia, Bari, quindi queste città qua insomma. Penso che ne farò parecchi, comunque la quarta e ultima parte del giro sarà comunque bella corposa, e magari una speranza di avere anche aeroporti che adesso mancano, tipo Stoccarda, Malaga o Eindhoven. Mamma mia che spettacolo però, signori. Bella bella sta parte d'Italia, ma l'Italia è tutta meravigliosa, dai. Ci siamo ormai, ragazzi, ci siamo. Paesaggio molto familiare questo. Siamo a casa nostra, siamo in Italia. Per la precisione Napoli, Capodichino, e si gode. Ragazzi, io vi dico una cosa, ho circumnavigato l'Africa, sono qua, voi... Cioè il video dura un'ora, ecco, cioè il volo dura un'ora, noi siamo qua da 72 anni. Tra bug dell'ATC e bug LS, oggi veramente è una roba incredibile. Oggi ho trovato tutti i bug, li ho trovati tutti oggi. Sto volando da 3 ore io, lo dico solo quasi, cioè pazzesco. Speriamo di farcela adesso. Ho fatto 52 avvicinamenti e 609 circumnavigazioni dell'Africa, dell'Asia, dell'Oceania. Poi sono andato un po' a New York, ho fatto New York-Los Angeles e poi sono tornato qui a Capodichino. Incredibile oggi, incredibile. Chiaramente non potevo registrare quelle parti, primo perché ci sono tutte le imprecazioni di un veneziano curioso, e secondo, lasciamo perdere comunque. In ogni caso si lascia perdere. Godiamoci il paesaggio napoletano, che è meglio, perché oggi veramente ho le palle girate. Comunque la patch, è uscita una patch da 300 mega e dopo 85k. Cioè, non lo so sinceramente, non lo so, ci hanno trollato tutti secondo me, quelli di Microsoft, perché è una patch un po' diversa da quella insomma che dall'annuncio, ecco, così. Però va bene, dai, adesso pensiamo a portare a casa sto volo a costo di andare in manuale, e farlo in manuale alla cazzo, ve lo dico già, perché veramente oggi ne sono successe tutti i colori. Il classico finimondo cumendiano. Ecco, adesso mi dice di scendere a 3000 dopo 70 anni. Grazie, grazie. Speriamo sia un buon segno. Ho cominciato il video all'ora mia, no, l'ora del viaggio, alle 5:30. Sono le 10 di sera quasi. Mamma mia. Adesso vediamo se ce la facciamo. Sto un po' esagerando, chiaramente, però fioi, 2 balle, perché purtroppo o veramente c'è un problema con l'LS di Capodichino, o non lo so sinceramente. Prima volta in assoluto che mi capita un problema del genere. Adesso atterriamo come atterriamo, ve lo dico già. E preparatevi al cume vecchio stile, cioè i classici atterraggi cumendiani. Per chi non è da poco iscritto e non conosce il cume, guardatevi il giro del mondo di Flight Simulator X. Proprio ero agli inizi del boli, nel senso ero una pippa obesa, cioè la classica pippa obesa. E invece dopo sono migliorato, però cioè, atterraggi pazzi ne ho fatti tanti in carriera. Questo potrebbe essere uno di quelli, sinceramente. Aspetto un po' per l'approccio, perché mi ha dato un sacco di problemi anche quello, ovviamente. Tanto godiamoci il paesaggio e poi fioi, come va, se no ammaraggio a mo' di
Icon che non sono andati a Monte Carlo e Lago di Garda e vaffanculo. No, perché veramente, cioè, io capisco tutto, però vorrei anche cioè, vorrei anche arrivare, insomma, a Napoli, cioè, è bellissima e meravigliosa, è la città una delle città più belle d'Italia e del mondo, però mi voglio atterrare, grazie. È spettacolo puro, nulla da dire. Nulla da dire sullo spettacolo. Col Vesuvio a dominare. Vabbè. Raga, vediamo, ma non sono troppo convinto, sinceramente. Neanche stavolta, vediamo. Per voi il primo avvicinamento, per me non è il primo. E siamo storti, non c'è. Secondo me siamo storti. C'è qualcosa che non va. Non capisco cosa. Vabbè, dai. Andiamo in manuale, vaffanculo, sinceramente ho solo i coglioni. Scusate il termine, ma fino non è andato più. Cioè, scende male anche. Ma godiamoci il paesaggio, non ci resta altro. Vediamo. Sì, sì, siamo stortissimi. Boh. Vai di foto. E tutto il resto è noia. Preparati. Ma vedi come... Vedi? No, proprio non c'è proprio. Non c'è proprio bellissimo. Ripeto, Napoli è stupenda. Ma guardate, siamo stortissimi. E io ho fatto sempre le stesse cose, ho fatto. Boh. Non lo so. Dai, vaffanculo, andiamo. Andiamo in manuale. Si va in manuale e basta, solo i coglioni, raga, scusate. Mamma mia. 500, 400, 300. Mamma mia. Mamma mia, cosa stiamo rischiando. 650, 40, 30, 20, retard. Vai. Non è andato neanche malissimo. Ne ho visti di pesce. Mamma mia. Niente. 4 avvicinamenti tutti così. Non capisco il perché, sinceramente. Non capisco il perché. Non capisco il perché, sinceramente. Ma tutti storti. Ryanair 6506 exit runway when able. Si vede che Napoli, boh. Ryanair 6506 contact ground on 121.9er. 121.9er Ryanair 6506. Siamo arrivati, raga, veramente sono stremato. 4 avvicinamenti così all'ultimo, fiori, non avanzavo più. Se qualcuno è stato a Napoli, non so se anche ha avuto lo stesso problema, ma di un avvicinamento così. Dopo un sentiero di discesa e non allineato, e un sentiero di discesa di parecchio storto. Cioè, c'è poco da fare. Naples ground Ryanair 6506 request Boh. taxi to the gate. Ryanair 6506 taxi to gate 3 via taxiway Bravo. Taxiing to E vaffanculo, mamma mia, ce l'abbiamo fatta. Dai, no, oggi c'è qualcosa che non va, però. Ora, cioè, stiamo rullando.
Cioè, guardate l'aereo. Oggi balla. Ryanair 6506, hold position, caution, other traffic. Guardatelo, guardatelo. Ryanair 6506, continue taxi. Oh, l'hai detto tu. Ah, vabbè. No, no, oggi veramente è successo di tutto, raga. Cioè, non so che dire. Non so veramente cosa dire. Va bene, dai, ci sta, fa parte del gioco. Speriamo di non avere gli stessi problemi nella prossima tappa Napoli-Milano. Ma qua a Napoli, casini. Forse ho sbagliato pista, probabilmente. Ho sbagliato pista, è l'unica cosa che mi viene da pensare, perché di solito si atterra sempre dall'altra parte. Però insomma, cioè, se mi dà comunque la possibilità di atterrare, fammi atterrare, cazzo, cioè. Ma vedi, cioè, cosa? Cioè, proprio lei, guarda, cioè, non sto facendo niente io, ragazzi, Oggi è la giornata dei bug, perché insomma, non penso che ci sia vento tale da spostare un aereo e farlo rimbalzare così. Oggi è andata così, fioi, mi spiace. L'atterraggio non è stato neanche brutto in realtà, cioè meglio forse di certi in più, diciamo, con pilota automatico. Questo vuole morire. Ok. Bene. Vai. Ok. Ora so, stremato. Va bene. Finiamo le ultime cose. Naples ground, Ryanair 6506. I bagagli, vediamo. Send the baggage. Ryanair 6506 baggage is on Beh, the way. questo è andato bene. Che poi in realtà. No, disconnessione. Ryanair Che disconnessione. 6506, could you please disconnect the jetway from the aircraft? Ah. Oggi non è andata Naples ground, uno. Ryanair 6506, could you please Ah. connect to the aircraft? Ok. Ryanair 6506, the jetway is going to be connected. Ok. Naples ground, Ryanair 6506, could you please Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo il Vesuvio davanti a noi. Catering truck is on the road. Meraviglioso. Merita una foto assoluta. Qua abbiamo sempre sti aerei qua proprio. Vabbè. Un bel F12. Vari screenshot. È andata, Fede. Il volo di un'ora è durato 3 ore. 4 avvicinamenti. All'ultimo ho detto fioi, andiamo di manuale. Non è andato malissimo per fortuna, però sinceramente da capire. Speriamo sia un bug. Cioè, non so, con la nuova patch al posto di portare correzioni si è portato questo. Mi girano un po' i maroni. E niente, un saluto al comandante veneziano. Grazie per il supporto, veramente. Non mi aspettavo questo ritorno del canale così, visto che è da un po' di tempo, insomma, che era un po', diciamo, addormentato, per non dire in coma. E niente, un abbracciotto al cume, e niente, ce l'avevo fatta, l'ho portata a casa. Niente, mi spiace per tutti i santi che ho tirato giù, perché veramente ne ho tirati giù tanti. Raga, ancora un saluto al comandante veneziano. Ciao!